Buonasera e ben chiatazza a Gnovis. Anche Moune alerte sulla situazione Covid in Friuli Vignesi e Giulie e rive dei cabine di regie dall'Istituto Superiore di Sanità che sulla fonte dal monitoramento settimanale e rileve che in tenestre regioni è più alte, è alta la probabilità di una progressione delle pandemie a pericolo importante. In Friuli Vignesi e Giulie si registrano i valori più alti in Italia dopo Bolzano, perché al tocche in Fez ogni 100.000 abitanti, 233. Al terzo posto, ma ben distante, è il Veneto con 115 case, la Nestre con di più e è una delle due regioni, d'utuna la regione Marche, la che è stata passata e è arrivata al soglia critica l'allerta dal 10% a pette di occupazione dei posti IET per Covid in terapie intensive. E voi in Friuli Vignesi e Giulie su 7.047 tampons molecolari sono stati rilevati 531 nuovi infetti, con una percentuale di positività dal 7,54%. Sono anche 13.362 le prove antigeniche di Dula sono state rilevate 46 casi. 4 le persone morte con Covid in regione, un uomo di 66 anni di Cordenons, un uomo di 75 di Mortean, un uomo di 76 anni di Trieste e una femmina di 83 anni di Trieste, tutti manchiati in ospedale. Arresti in 19 le persone ricoverate in terapie intensive, 134 i pazienti in altri reparti, 11 casi che riguardano dipendenze dal sistema sanitario regionale. Per cercare il tocco infine le residenze per anziani, sono stati rilevati 12 casi tra gli operatori, 11 in provincia di Trieste, 1 in di Gurisse e 23 tra gli ospici, 11 in provincia di Trieste, 7 in provincia di Gurisse e 5 in provincia di Udine. La Chiamare di Commercio Venezia Giulia e ad Addonghie a Trieste tutte le categorie economiche e sindacali per sottoscrivere un documento e domandare al Stato l'obbligo di vaccine. Non si può escludere l'indenante bloccante l'ospedale, curis per cui che da buon bisogno, al dice il presidente Antonio Paoletti. Occorre il pericolo di un altro Nadal di Seradis che non è più sostenibile, di chi anche la domanda di valutare storse caderimi di altri Seradis. I promotori dal documento si sono dividuti sul tema del lockdown riservato ai non vaccinati sul modello austriaco. E il portuale Fabio Tuiac, un dei leaders dei protesti contro il Green Pass a Trieste, ex boxador, è stato licenziato da agenzie per il lavoro portuale dal Puerto di Trieste, perché ha partecipato a manifestazioni no Green Pass condotte al fosse in malattie. Tuiac è stato uno dei protagonisti delle manifestazioni all'esterno del Var 4 e in place unità Dulac è stato veduto più volte con un rosario al braccio e una grande foto di un santo e il provvedimento è riferito proprio a che dice. E anche il presidente provinciale di Federfarma Gurisse, Alberto Rampino, tra i 30 farmacisti sospinduti dall'albo in Taidis passati dopo dalle dinei di vaccinarsi contro il Covid. Rampino si professa agnostica e al refù delle etichette di Novax, ma la scognut d'Utcas abbandona la sua farmacia di San Canzian di Sonzo al FI e ai collaboratori. No una isola felice, ma un look dove tigni alte il soglia di attenzione. Non preoccupin infiltrazioni possibili di mafis forestis e balcanici in particolare, c'è tante che autoctone italiane. C'è tante che ha concluduto la Commissione parlamentare antimafia in tai 2 dis di audizioni a Trieste per monitorare la situazione del Friuli Vignesi e Giulie. Ne sono evidenze di mafis in lidrisati sul territorio, è stata declarata è piuttosto un pericolo di infiltrazione anche per il fatto che arriveranno grandi fondi dal PNRR.
Screate in Placiute Belloni a Udin il Temporary Store Project promovuto di Confartisanat Impresis CNA e Unione Regionale Slovene Economiche, sostenuto di Cata Artesanat, Friul Vignesi e Giulia e de Region par promuovi e valorizzare le produzioni artesanali locali. Compre in botteghe e chiappe dentro la botteghe con prodotti di 20 volte impresi artesanis dai settori mode, artesanate artistiche e dal food, intanto che la vetrina digitale andi presente 52. Grazie Confartigianat e al Cata per aver fatto un grande regalo al Comune di Udine, perché qui ho sono di fronte ai giardini di Palazzo Morburgo e hanno che il negozio che per il momento è temporaneo con tutte le loro eccellenze dal settore artigianale, spero che diventi definitivo, che è un messaggio un gran positivo in vista del Nadal, un messaggio ben augurante e un modo per augurare buon Nadal a tutti i cittadini di Udine. Si chiede tutti i prodotti che il mondo dell'artigianato da sempre al fa, cioè prodotti di qualità, fatti con passione, sentimento e esponuti anche proprio con passione che denota le passioni di questi nostri artigiani, uomini e femmine che hanno creato queste iniziative. Lo facciamo a Udine, in prossimità dal Nadal, di un Nadal importante che ha di essere il Nadal delle riscosse, delle ripartenze e un omaggio alla città di Udine, che è un momento in cui un grande evento, una grande mostra e che in quel contesto è partito un percorso di riqualificazione dei interessati. Ma sono necessari i BES? I BES sono la regione è al nostro flanco e noi siamo ai flanchi da artigiani e di artigiani dai nostri territori. Quel che vorrei sottolineare è anche l'importanza che vediamo in questo ambiente così prezioso, artigiani e artigiani giovani, e dopo sottolineo anche il fatto di imprenditoria femminile. A una settimana dei vertidure des candidaturi, si colloqui prenotati e fiere dal lavoro Friuli Vignesi Giulia a passin za quote boccente. Alle timpe fino a domenica e 14 di novembre per iscrizioni a colloqui in linea fino a mercoledì ai 17 per fiere in presince. Per prime volte di fatto la fiera dal lavoro organizzata di Allig, associazione dai laureati in ingegneria gestionale e dople le opportunità di incontri tra domande e offerte occupazionali. Binar, 6-19 di novembre, e la giornata riservata ai colloqui in linea. Sabato e vinci si torna in presince qui in Quintris one-to-one e talk show in presince al Teatro Gnuf Zuan di Udine per un record totale di 70 imprese partecipanti pronti a offrire 490 posti di lavoro. E manche dome la scree da Spo, la nuova place di Godie e vierzerà ufficialmente. A son di poco terminati i lavori di ripavimentazione completa dal placial principale, dal quartiere a nord-est di Udine. Un'opera spietata di Heinz domandata dal Consiglio di Godie Beivars al vice sindaco Michelini. La place di fatte è ieri in condizioni precarie, sbarvie dal passaggio di bus e miez pesanze e non ieri più funzionale per attività delle manifestazioni dal quartiere. Una quindicina di queste auto a disposizione mantenute la fermate dall'autobus. A ECOP vince la convenzione sul clima in corso di svolgimento a Glasgow anche il cantautore Chiarniel Doro Giat, il sottocc di Chiase Me, notato dai produttori dai Gotham Project, al fas parte dal progetto antropoceno e al conte gli effetti del cambiamento climatico veduti a ponte dal barcon di Chiase. In particolare al conte dice Mut che vai al vedi savoltata il paesaggio e i boschi anche dall'Alto Friul. Dice Mut che le temperature sono incambiate e che sulle cimis qualche volta rive culaiar fin tremai il savalon in pen che la neve. E anche per chi stasera alle dute appuntamento a lunedì di sera, come sempre, a Nuf Mancul Vince. Mandi.